c'è un aggredito, punto. Ma se ci fosse un aggressito, quando c'è un'aggressione c'è uno che aggredisce e uno che è aggredito. quale sarebbe il preferito? E qui c'è un paese aggredito e un aggressore. C'è un oppressore, c'è un oppresso, punto. Ma se ci fosse un oppressante, c'è un popolo aggredito e un popolo aggressore. quale sarebbe più interessante? Tanto è tale il frastuono da non riconoscere il buono. Tutto è così distruttivo da non vedere il cattivo. Tante tali le pene da non percepire più il bene. Tutto è così reale da non distinguere il male. Oggi aggredito, domani aggressore, e oggi oppresso, domani oppressore, e oggi invasore, domani invaso, oggi occupante, domani occupato. Ma chi porta la croce e chi non ha voce continua a morire senza capire che il buono e il cattivo non hanno un motivo, ma cerca soltanto un'aureola da santo. Tanto è tale il frastuono da non riconoscere il buono. Tutto è così distruttivo da non vedere il cattivo. Tante tali le pene da non percepire più il bene. Tutto è così reale da non distinguere il male. Hai cominciato tu, non sei figlio di Gesù, quando muori vai laggiù e domani non piove più. No, hai iniziato te, non sai perché, quando arrivi qui da me cala il sole, accidenti a te. Arriviamo all'incapacità di distinguere l'aggressore dall'aggredito. Sei stato tu per primo, sei proprio un cretino, non sei un padre eterno, ti spedisco all'inferno. No, sei tu il prepotente, non sono demente, se cerchi di farmi tuo schiavo, la forza ti scavo. Tanto è tale il frastuono da non riconoscere il buono. Tutto è così distruttivo da non vedere il cattivo. Tante tali le pene da non percepire più il bene. Tutto è così reale da non distinguere il male. La distinzione è chiara tra un aggressore e un aggredito. C'è un invasore, c'è un invaso, punto. Ma se ci fosse un impastatore, quale sarebbe il danno minore? C'è un occupante, c'è un occupato, punto. Ma se ci fosse un occupassore, quale sarebbe il migliore? Aggressore, aggredito, oppressore, oppresso, invasore, invaso, occupante, occupato. Aggressore, aggredito, oppressore, oppresso, invasore, invaso, occupante, occupato. Ci sia un popolo che soffre e un aggressore che ha attaccato un altro paese che non è stato aggredito, è sufficiente questo per chiudere qualunque altro discorso? Questa è la domanda.